Valorizzazione, promozione e riconoscimento dei cammini del Veneto. È una norma approvata all'unanimità ed è cosa rara in Consiglio regionale, non è mai scontata, ma appunto alle spalle un grande lavoro di condivisione e di iniziative fatte trasversalmente da tutti i consiglieri. Io ho appunto depositato questo progetto di legge, l'ho seguito e l'ho fatto approvare appunto in queste ultime ore proprio perché riteniamo che sia una possibilità in più che viene data a chi vuole conoscere e scoprire il Veneto. Sempre più decine di migliaia di appassionati in giro per l'Europa utilizzano i cammini per conoscere, per fare turismo, per riuscire ad approfondire in maniera più diretta e più anche profonda i luoghi dove vanno in vacanza. Quindi è un modo per attrarre un nuovo turismo, un turismo che non consuma territorio, che non consuma energie se non le suole delle scarpe e il tempo di chi appunto va in un luogo per conoscerlo in maniera diversa rispetto all'auto, all'aereo o altre forme di turismo. Quindi una modalità diversa, un modo nuovo e soprattutto anche un mettere assieme tante energie positive che ci sono in giro per il territorio che stanno mappando, promuovendo, geolocalizzando cammini già esistenti nel nostro territorio e che possono essere fatti conoscere a tutti i turisti che arrivano da tutto il mondo.